La squadra mobile di Agrigento, coordinata dal PM Carlo Cinque, a seguito di una complessa attività di appostamento ed ascolto, ha arrestato 5 extracomunitari richiedenti asilo accusati di detenzione, spaccio, continuato ed aggravato di sostanze stupefacenti. Gli extracomunitari provenienti dal Gambia, Camerun e Sierra Leone, in Italia ospiti di una comunità di Villa Sete in quanto richiedenti asilo ed in attesa del riconoscimento del relativo status, secondo quanto fanno sapere dalla questura, avevano messo in piedi un fiorente giro di spaccio di sostanze stupefacenti che acquistavano sul mercato palermitano e che rivendevano nell'Agrigentino. Già nei mesi scorsi era stata arrestata una donna legata al gruppo degli spacciatori, trovata in possesso di 400 grammi di hashish. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Agrigento su richiesta del procuratore Luigi Patronaggio del PM5 avrebbe arginato uno dei più cospicui canali di afflusso di hashish ad Agrigento. Ed a proposito di migranti invischiati con la malavita, sono 5 presunti scafisti fermati grazie al video di una donna tunisina tra le 121 persone che nei giorni scorsi sono state soccorse nel canale di Sicilia e condotte prima a Porto Empedocle e poi all'hotspot di Pozzallo nel Ragusano. I fermati sono tutti tunisini. I migranti erano partiti dalla Tunisia facendo rotta sulle coste agrigentine, ma sono stati intercettati prima da un pattugliatore della Guardia di Finanza. A bordo erano tutti tunisini e avevano pagato per la traversata circa 2.000 euro ciascuno ai 5 connazionali fermati dalla polizia. Gli investigatori hanno trovato in uno dei telefonini cellulari in uso ad una donna un video che riprendeva il capitano e l'equipaggio intenti a ridere e a scherzare tra loro in cabina di comando. Inizialmente reticenti davanti al video, i migranti hanno finito per descrivere nel dettaglio il ruolo di ogni membro dell'equipaggio. Gli scafisti sono stati rinchiusi nel carcere di Ragusa. Lavori, questo.